+4, 3 nuovi casi a Licata e 1 a Lampedusa, piccolo ma costante aumento. Il primario di cardiologia si ritrova senza pazienti, la gente preferisce morire di infarto per non rischiare di essere contagiata dal coronavirus. Per uscire dalla quarantena bisogna risultare negativi al test, ma non ci sono più tamponi. Il ministro dell'Interno Lamorgese denuncia il sindaco di Messina di vilipendio. De Luca ha provato a stoppare i traghetti, spaccata in due l'opinione pubblica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, piccolo ma costante aumento di contagi nell'Agrigentino, 3 nuovi casi a Licata e 1 a Lampedusa, il totale di 57 persone positive al Covid-19. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Sono attualmente 55 casi di coronavirus registrati ufficialmente dall'ASP di Agrigento e comunicatoci tramite la prefettura. Salgono a 56 se consideriamo anche quello avvenuto nell'isola di Lampedusa. A comunicarlo infatti è stato il sindaco Martello, che afferma come i 2 tamponi effettuati di 2 persone arrivate in Lampedusa con l'aereo dal nord Italia hanno dato uno caso esito negativo e l'altro positivo ma con sintomatologia blanda, perché le persone arrivate con quel volo e posti in quarantena, che è finita oggi, sono trascorsi 16 giorni, non hanno manifestato più alcun sintomo. Rispetto a ieri, l'unico comune della provincia che ha avuto un'impennata di casi registrati è stato quello di Licata, con 3 in più, quindi si va a un totale di 6. Per questi ultimi sarà fatta un'indagine epidemiologica, si cercherà di ricostruire gli spostamenti e le persone che sono venute in contatto negli ultimi giorni. Questi casi in dettaglio della nostra provincia: Agrigento 7, Camastra 1, Canicattì 2, Favara 3, Licata 6, Menfi 4, Montallegro 1, Palma di Montechiaro 3, Raffadali 1, Ribera 6, Santa Margherita del Belice 1, Sciacca 18, Siculiana 1 e, come dicevamo, Lampedusa 1. Siculiana tira un sospiro di sollievo. I tamponi, ben 57, ai quali sono stati sottoposti gli anziani ospiti di una casa di riposo, nonché i lavoratori della struttura, sono risultati essere negativi. Fra i 57 test soltanto uno è risultato dubbio e dovrà essere pertanto ripetuto. E dopo il caso di Villa Frati in provincia di Palermo, anche a Messina 28 persone provenienti da una casa di riposo sono risultate positive al coronavirus. Il servizio. Sono 28 le persone risultate positive al coronavirus provenienti dalla casa di riposo Come d'Incanto di Messina, trasferite ieri negli ospedali Papardo e Cutroni Zodda di Barcellona. A chiedere aiuto erano stati gli stessi operatori della struttura che con un videomessaggio si erano rivolti al sindaco e a tutti gli organi competenti chiedendo il trasferimento degli ospiti, ipotizzando molti casi di positività al Covid-19. Inoltre gli operatori, stremati, avevano messo in evidenza di non avere necessari mezzi per fronteggiare l'emergenza e chiedevano di essere messi loro stessi in quarantena. Dopo l'appello è stato il Policlinico di Messina, su sollecitazione dell'assessore regionale Ruggero Razza, ad attivare un Covid team per affrontare l'emergenza venutasi a creare presso la casa di cura. Il direttore generale, il dottor Giuseppe Laganga, ha inviato presso la casa di riposo un gruppo di operatori sanitari per verificare lo stato di salute degli ospiti e approntare immediatamente gli interventi necessari. Sono stati completati da parte dell'ASP i tamponi su tutti i pazienti e il personale della struttura ed è stato disposto il trasferimento degli ospiti. Ben 28 tamponi effettuati sugli anziani ospiti della casa di riposo hanno avuto esito positivo. Alla luce di tale risultato, i positivi sono stati trasferiti nelle varie strutture sanitarie della provincia per le cure. Gli 8 ospiti risultati negativi invece sono stati trasferiti presso una RSA cittadina, dove adesso opera personale del sistema sanitario regionale appositamente dedicato. La casa di riposo risulta quindi vuota e si potrà procedere alla sanificazione dei locali. Il professor Giuseppe Nunnari, direttore dell'UOC di malattie infettive del Policlinico Martino di Messina, che ha coordinato le operazioni, ha affermato: «Abbiamo controllato la situazione dei degenti, stabilendo il grado di priorità al fine di distribuirli in altre strutture e consentire l'avvio della sanificazione dei locali». Alle fasi di trasferimento ha assistito anche l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha poi presieduto un vertice per fare il punto della situazione nella provincia messinese. L'assessore si è anche recato presso la casa di cura Cristo Re.
Anche qui è stato registrato un focolaio ed è intervenuto sempre il Covid team del Policlinico. È stato accertato che tra i pazienti della struttura sottoposti a tampone in 21 sono risultati negativi e 4 positivi. Si è quindi proceduto a dimettere tutti i degenti in condizioni di tornare a casa, mentre i positivi rimangono ricoverati a Cristo Re all'interno di un percorso sicuro e isolato rispetto agli altri reparti, con personale appositamente dedicato. Ci stiamo abituando al silenzio, strade deserte, la vita è dentro le mura. Il servizio di Lello Casesa. Anche Agrigento in quarantena. Frammenti di immagini che faranno il giro del mondo e che conserveremo nei nostri archivi e soprattutto nella nostra memoria. Un silenzio assordante, quello che volge la città, depredata dai suoi rumori quotidiani tra le strade e le piazze, che fino a qualche settimana fa la caratterizzava. Sembra ancora di sentire le urla dei ragazzi a Piazza Cavour giocare a palla prima della frana e dei turisti vagabondare tra i ristoranti ed i locali della via Atenea. Di turisti nemmeno l'ombra, naturalmente. E non parliamo del dramma economico causato agli operatori di bed and breakfast, ristoratori, albergatori, negozi, artigiani di ogni genere, incalcolabile. Sono le 19 di un giovedì freddo e desolante, ma sembrano le 4 del mattino, nessuno si siede su quelle panchine davanti alla prefettura e nessuno è seduto ai bar all'ingresso di Porta di Ponte. Silenzio assordante, nessuno in via Atenea e nessuno scende dalla scalinata di Madonna degli Angeli. La statua di Niccolò Gallo davanti il bar Milano sembra domandarsi: ma dove sono finiti tutti? Vediamo solo pattuglie di forze dell'ordine che presidiano il territorio, che ringraziamo sempre insieme a medici, infermieri, farmacisti e volontari, e poi ancora supermercati, botteghe rimaste aperte. Fra poco il consueto appuntamento in videoconferenza tra la prefettura di Agrigento e la stampa per l'aggiornamento del bollettino. Il dato fornito dalla prefettura considera 7 casi ad Agrigento, mentre sono complessivamente 52 in provincia di Agrigento. Questa e la successiva sono le 2 settimane cruciali nelle quali si capirà meglio la situazione. L'invito rimane sempre lo stesso: restate a casa, ce la faremo. Cambia ancora l'autocertificazione, la terza volta in meno di 20 giorni. Le modifiche sono state introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti. Nel nuovo modulo resta invariata la parte riservata alle generalità, cambiano invece alcune delle voci sulla sezione dichiara sotto la propria responsabilità. Il dichiarante deve autocertificare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti. Nelle ultime righe sono meglio indicati invece alcuni degli eventuali stati di necessità alla base degli spostamenti, quali una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero. Il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Agrigento, Giuseppe Caramanno, racconta che alcuni pazienti stanno sottovalutando i sintomi dell'infarto, ritardando il ricovero o addirittura restandosene a casa per paura di essere contagiati dal coronavirus. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il grido d'allarme lo aveva lanciato qualche giorno addietro e i numeri purtroppo gli danno inesorabilmente ragione. Nel reparto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento i pazienti e i ricoveri sono diminuiti in modo assai significativo. Sentiamo le ragioni da parte del primario, dottor Giuseppe Caramanno. Ma già dico, alcuni miei colleghi avevano lanciato questo grido d'allarme a livello nazionale, perché i pazienti, specialmente quelli con patologie gravi, patologie acute, come l'infarto miocardico, l'angina instabile, difficilmente vanno in ospedale per paura di contrarre l'infezione da coronavirus. E noi quotidianamente praticamente abbiamo avuto a che fare con i pazienti affetti da infarto miocardico acuto, che è una patologia tempo dipendente, nel senso più ritardo si ha più aumenta
la mortalità. Ora abbiamo potuto constatare che i pazienti non vengono nella maniera più assurda, abbiamo un reparto vuoto, appunto questa paura che hanno le persone, appunto restano a casa e molto spesso questo può avere conseguenze disastrose. Da imputare esclusivamente alla paura di contrarre il coronavirus, ma non c'è nessun motivo che i pazienti non vengano più in ospedale. L'infarto è una patologia grave che comporta la mortalità, quindi non venire in ospedale significa avere più morti, sicuramente non meno del coronavirus. Quindi cosa fare? Ecco, lanciamo un appello affinché la gente... Fare? Io direi alle persone li esorto a non sottovalutare i sintomi dell'infarto, che sono principalmente il dolore toracico oppure la dispnea, cioè la mancanza di respiro e la sudorazione. In questi casi devono venire devono venire in pronto soccorso, oppure meglio ancora se chiamano il 118. Poi in ospedale la condizione clinica del paziente sarà valutata, se si tratta di infarto la diagnosi è quasi immediata, il paziente sale in sala remediale e viene trattato come è stato trattato in precedenza. Quindi possiamo dire di stare tranquilli e di recarsi all'ospedale, al reparto cardiologia? Non c'è nessun rischio, gli ambienti sono sanificati, abbiamo dispositivi di protezione che possono proteggere sia il paziente che il medico, quindi da questo punto di vista diciamo il paziente non corre il rischio ovviamente se rimane a casa praticamente la storia clinica si può condurre a casa in maniera normale. I sindaci di diversi comuni della provincia di Agrigento scrivono alla Regione chiedendo interventi rapidi per garantire assistenza in caso di un possibile picco dei casi. Servono almeno 280 posti letto e un Covid hospital. Arturo Cantella. Parte dal sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, e condivisa da ben 35 sindaci della nostra provincia una lettera indirizzata al prefetto di Agrigento, al presidente della regione Musumeci, all'assessore alla salute Razza, ai vertici dell'ASP, ove si esprime una forte preoccupazione per l'aumento probabile dei casi di coronavirus. Come recentemente l'assessore alla salute, dottor Razza, ha stimato per la nostra regione un numero di casi compreso tra i 4.500 e i 7.000 e di questi circa il 10% avrà la necessità di cure ospedaliere in ambiente intensivo e subintensivo, consapevoli che in caso di propagazione della malattia la nostra ASP, quella di Agrigento, non potrà mai garantire un'adeguata risposta, poiché su una popolazione di 500.000 abitanti circa, per far fronte all'emergenza, l'ASP dovrebbe dotarsi di almeno 30 posti letto in terapia intensiva e di almeno 250 posti letto in terapia subintensiva. E anche a oggi nessun presidio Covid è stato completato e ciò rischia di esporre sia gli operatori in servizio a non contenerne la diffusione. La macchina dell'ASP, per il sindaco e i suoi colleghi, ci appare assolutamente inadeguata rispetto ai bisogni emergenti, risultando in forte ritardo rispetto alle necessità incombenti e reali. Pertanto i sindaci chiedono di conoscere il numero dei posti letto in terapia intensiva e subintensiva destinati al Covid-19, a oggi realmente in funzione, e qual è l'eventuale programmazione. Che venga urgentemente riconvertito a presidio Covid al fine di creare un percorso unico dei malati di Covid-19 rispetto alle altre patologie ricorrenti, un presidio ospedaliero del territorio provinciale. Che venga fatta un'indagine epidemiologica sui casi positivi e se sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo i familiari e i contatti stretti di detti casi. Di conoscere il numero dei test che sono stati fatti, se sono stati individuati dei laboratori adeguatamente attrezzati a seguire i tamponi, se sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale sanitario e ai medici di famiglia, al personale del 118 e in particolare delle case di riposo e di cura, e se il personale sanitario è stato fornito dei dispositivi di protezione individuali e in quali quantità. Quindi i sindaci concludono:
Riteniamo di esprimere una forte preoccupazione per quanto sta accadendo e senza voler alimentare polemiche auspichiamo che la direzione dell'ASP di Agrigento in tempi stringenti, senza ulteriori indugi, prenda le adeguate iniziative affinché si possa contrastare in maniera efficace le necessità incombenti coerentemente con l'impegno che i sindaci della provincia stanno dimostrando. Da oggi sono complessivamente 20 i laboratori siciliani destinati all'emergenza coronavirus e 12 già operativi in tutto il territorio regionale. Se ne aggiungono infatti altri 8 pubblici e privati chiamati a effettuare le analisi sui tamponi. Quelli privati sono stati selezionati da una commissione sulla base dell'avviso pubblico dell'assessorato regionale alla salute e rispondono ai criteri previsti dalle disposizioni sull'Istituto di Superiorità di Sanità. Altre strutture sono in corso di autorizzazione. Tra i nuovi laboratori pubblici, quello dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La misura rientra nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto stabilite dal governo regionale, in particolare l'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci dello scorso 20 marzo che ha previsto la realizzazione dei tamponi rinofaringei per il personale sanitario per coloro che sono sottoposti alla quarantena obbligatoria perché rientrati in Sicilia e per i positivi al coronavirus in isolamento domiciliare. Tamponi per verificare la presenza del coronavirus sono obbligatori alla scadenza della quarantena per chi è rientrato in Sicilia dal 14 marzo in poi, ma i sindaci della provincia di Agrigento sottolineano che i tamponi non ci sono, non bastano. Portavoce della problematica è il sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone. Vediamo. I sindaci della provincia di Agrigento abbiamo scritto una nota al presidente Musumeci per essere informati su come operare in considerazione al fatto che l'ASP di Agrigento non ha tamponi. Oggi servirebbero mediamente 300 tamponi al giorno per un totale circa di 5.000. Queste persone che hanno rispettato la norma, che per 14 giorni sono stati chiusi a casa, hanno necessità di ritornare ad essere liberi. È necessario che noi a queste persone diamo risposte chiare. E allora, se il governo regionale non è in condizione di poter fornire questi tamponi, e allora revochiamo l'ordinanza, facciamo applicare la legge nazionale, ma lasciamo queste persone libere. Non possiamo aggiungere alle tensioni che già viviamo. Con tutta la paura che c'è in giro, non possiamo aggiungere quest'altra tensione. Si rischia che queste persone escano e che purtroppo dovranno essere denunziate. E creeremo danno al danno, tensione su tensione. Noi già sindaci siamo lasciati al fronte. Desideriamo quantomeno avere indirizzi chiari. Oggi dobbiamo dare risposte chiare e concrete alla gente, a chi in effetti oggi ha difficoltà di poter sopravvivere, di chi ha difficoltà oggi a poter assicurare i minimi alimenti familiari, a queste tensioni che cominciano a diventare incontrollabili. Noi oggi siamo chiamati a svolgere un ruolo pesantissimo, ma non vorremmo aggiungere a tutte queste difficoltà cose che possono essere risolte con un colpo di penna. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. E allarme povertà, le famiglie sono già in ginocchio, c'è chi al supermercato scappa senza pagare. Lello Casesa. Le nuove regole per arginare il contagio del coronavirus hanno imposto restrizioni ovunque, anche e soprattutto negli istituti di carità. Sono tantissime le persone in Sicilia ed in provincia di Agrigento durante questa emergenza che bussano alle porte per chiedere aiuto. A Palermo, ad esempio, la missione Carità e Speranza di Fratello Biagio Conte lancia un allarme. Tante persone bussano alle nostre porte, anche a causa del maltempo sono aumentate le richieste di un tetto e di cibo.
Qui da noi ci sono già 1000 posti che vivono da tempo, ma è impossibile accoglierne altri proprio per salvaguardare la salute di tutti. Anche ad Agrigento ci risulta che il comune si sta prodigando per fronteggiare questa emergenza virus. È necessario l'aiuto di volontari a sostegno delle numerose persone che hanno bisogno di aiuto. Ieri pomeriggio, infatti, in un supermercato della Sicilia ci sono stati momenti di tensione per il tentativo di una quindicina di persone scappate con i carrelli pieni senza pagare la spesa. Il gruppo ha riempito una decina di carrelli con generi alimentari ed una volta arrivato alle casse ha scatenato una protesta con i dipendenti per i prezzi dei prodotti troppo alti. Chiamati subito le forze dell'ordine che hanno ricondotto alla ragione la quindicina di clienti che volevano uscire senza pagare la spesa. Molte di queste famiglie, per lo più provenienti da quartieri popolari, dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine hanno ammesso di non avere più soldi per pagare la spesa perché rimaste senza lavoro dopo l'inizio della quarantena. Le associazioni dei consumatori chiedono infatti lo stop al pagamento delle bollette almeno per le famiglie più in difficoltà. Il Codacons chiede la sospensione per tutti gli italiani fino al 30 aprile. Milioni di famiglie ed attività hanno subito una drastica riduzione delle proprie entrate ed in tale situazione di emergenza pagare le utenze può risultare difficoltoso. Chiediamo pertanto al governo di disporre la sospensione immediata delle bollette di luce e gas. E a Favara riparte la raccolta della differenziata. Vediamo il servizio. Novità per la raccolta dei rifiuti a Favara arrivano dal sindaco Anna Alba che ieri in un comunicato ha detto che riprenderà dopo tanti giorni di fermo il servizio nonostante la Regione non ha ancora pubblicato il certificato dei pareri di rito. Il conferimento dell'indifferenziato avverrà presso l'impianto di Cammarata della ditta Traina. Per quanto riguarda la questione rifiuti, oggi siamo stati al lavoro con i nostri tecnici, i nostri responsabili, per vedere finalmente di sbloccare questa situazione di emergenza, nonostante ancora la Regione non abbia pubblicato il decreto che ci è stato inviato preventivamente senza ancora i pareri da parte dell'assessorato. Cosa succede? Abbiamo contattato Traina, ovvero un impianto che si trova a Cammarata, quindi a 50 km di distanza, che ci ha autorizzato a conferire nel suo impianto l'indifferenziato. Perché succede tutto questo? Tutto questo succede perché è necessario essere autorizzati a conferire in discariche diverse da quelle dalla quale si emerge che il decreto regionale ci autorizzi, e affinché questo possa avere seguito è necessario effettuare un impegno di spesa con una determina dirigenziale. Tutto lavoro che è stato fatto oggi nei nostri uffici, e oggi la ditta Traina ci ha dato la possibilità di poter conferire, quindi da sabato si potrà conferire l'indifferenziato. Anna Alba è intervenuta anche sul tema del coronavirus. Nessun nuovo caso, fermi ancora a quota 3, ma il numero delle autodenunce delle persone rientrate da altri luoghi non torna, confrontandoli con quelli della regione. Per il sindaco non corrispondono a realtà. Qualcuno si è dimenticato di autodenunciarsi. Un dato molto importante: oggi abbiamo fatto una verifica di tutte le autodenunce presso il nostro comune congiuntamente al portale regionale, e c'è un dato che non torna. Abbiamo solo 93 autodenunce. Al mio modesto avviso il numero non corrisponde al reale dato, quindi significa che qualcuno o ha omesso di autodenunciarsi o lo ha dimenticato. Chi si trova nell'una o nell'altra ipotesi deve segnalare, anche se è rientrato prima del 14, perché solo attraverso questa forma potremmo riuscire a controllare e avere il censimento di tutta la gente che è arrivata nella nostra comunità, soprattutto nel rispetto della tutela della nostra comunità, dei nostri cari, delle persone che frequentiamo, perché davvero questo virus è molto subdolo e quindi il contagio può avvenire anche involontariamente
senza che non lo sappiamo, proprio perché moltissimi casi sono asintomatici. Quindi mi raccomando, c'è la nostra email sul portale, io dopo la diretta riimmetterò l'avviso in modo tale da poter avere tutti i dati. Dopo 2 giorni di violenti attacchi da parte del sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha provato a fermare invano l'ingresso in Sicilia di diverse persone, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha segnalato all'autorità giudiziaria il primo cittadino. De Luca dovrà rispondere del reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, previsto dall'articolo 290 del codice penale, punito con la multa che va da 1.000 ai 5.000 euro. I dettagli nel servizio. Protestare in quanto... Il sindaco di Messina Cateno De Luca è stato denunciato per vilipendio della Repubblica. A denunciarlo è stata la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Il rappresentante del governo non ha perso tempo, dopo le varie dichiarazioni rilasciate in questi giorni dal sindaco messinese, in prima linea per bloccare i rientri in Sicilia. La decisione è stata assunta, fa sapere il Viminale, per le parole gravemente offensive e lesive dell'immagine per l'intera istituzione, pronunciate pubblicamente e con toni minacciosi e volgari dal sindaco di Messina. Sono stati segnalati all'autorità giudiziaria i comportamenti tenuti dal sindaco di Messina perché censurabili sotto il profilo della violazione dell'articolo 290 del codice penale, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, sottolinea in una nota il Viminale. Proprio in una fase emergenziale, prosegue il Viminale, in cui dovrebbe prevalere il senso di solidarietà e lo spirito di leale collaborazione, le insistenti espressioni di offesa e di disprezzo, ripetute per giorni davanti ai media da parte del primo cittadino di Messina all'indirizzo del Ministero dell'Interno, appaiono inaccettabili e quindi censurabili sotto il profilo penale, per il rispetto che è dovuto da tutti i cittadini e a maggior ragione da chi riveste una funzione pubblica anche indossando la fascia tricolore, alle istituzioni repubblicane e ai suoi rappresentanti. Signor Ministro, io la denuncia me la prendo perché mi darà modo di difendermi nelle sedi opportune, in quanto voi avete consentito di far passare dallo Stretto di Messina mezzi senza le prescritte autorizzazioni e controlli. Le prove ci sono perché il 23 marzo, quando io ho occupato lo Stretto di Messina, abbiamo verificato e denunciato, quindi le forze dell'ordine pubblico, attenzione, hanno denunciato 10 persone perché erano su 3 macchine che non erano in regola dopo che erano stati fatti presunti controlli a Villa San Giovanni prima dell'imbarco. Non solo, signor Ministro, le ho chiesto di avere una formale motivazione e spiegazione perché la Renault 4, che è partita dalla Francia, è passata indisturbata per tutto lo stivale e il 22 marzo ha attraversato lo Stretto di Messina ed erano artisti di strada che ovviamente non sono venuti per uno stato di necessità in Sicilia, anzi raggiungo di più, che scorazzano per la Sicilia mentre noi stiamo chiusi in casa. Le aggiungo che tutto quello che era stato messo in campo dal governo di cui lei fa parte è stato costantemente violato. Avremo modo di parlarne in tribunale, signor Ministro. Tenga conto che se questo è un avvertimento per il sottoscritto, guardi, ne prendo atto, ma vado avanti. Non mi fermo, perché non è pensabile che chi sta sopra le nostre teste possa continuare a dileggiare i comuni, i sindaci e la popolazione. E non solo, ma poi anche di fronte all'alta vergogna di Stato che si è riscontrata riguardo al comunicato stampa che lei ha fatto. Avete dichiarato il 23 marzo sera che era tutto a posto il trasporto sullo Stretto di Messina. Ma come? Noi abbiamo denunciato 10 persone? Non solo, se già dalla mattina, dalle 6 di mattina del 23 marzo c'erano tutte queste automobili lì a Villa San Giovanni che erano state bloccate perché nel frattempo
era cambiata la normativa e che ha creato quel caos che abbiamo sbloccato in questo momento. Quindi il vostro comunicato stampa del 23 sera ha anche omesso di citare che c'erano sequestrate delle persone a Villa San Giovanni. Bene, signor Ministro, lei continua a fare il suo mestiere, che io mi faccio il mio e ci vediamo in tribunale. Grazie. E la guerra sullo stretto ha spaccato in due l'opinione pubblica. Il servizio. Di tutta gente che comunque entra senza autorizzazione, non si sa da dove provengono, dove devono andare, è stata violata già l'ordinanza del Presidente della Regione che prevedeva già la tracciabilità da oltre una settimana. Un nutrito gruppo di amministratori locali della provincia di Messina ha espresso solidarietà e vicinanza al sindaco di Messina Cateno De Luca a seguito della denuncia per vilipendio ad opera del ministro dell'Interno Luciana Lamorghese nei confronti del primo cittadino. Pur comprendendo che i toni utilizzati dal sindaco di Messina siano stati eccessivi, scrivono gli amministratori, ma sicuramente dettati dalla grande tensione a cui ogni giorno siamo sottoposti noi sindaci da sempre in trincea, riteniamo, prosegue la nota, che la decisione del Viminale di denunciare per vilipendio il sindaco De Luca sia quanto mai eccessiva, in considerazione del ruolo e del sacrificio che ognuno di noi sta portando avanti nell'esclusivo interesse di salvaguardare le nostre comunità. Al sindaco di Messina, si legge ancora nella nota firmata da diversi amministratori, esprimiamo piena vicinanza e solidarietà. Ma di fronte a queste violazioni nessuno si muove. Basta che il sindaco De Luca fa un provvedimento che prevede oltre, quindi che va sempre a favore della normativa che è stata fatta a livello nazionale, quindi non va contro la logica, anzi è più restrittiva, quindi è in favore di quella logica, invece no. Non lo può fare perché c'è il combinato disposto che viene violato. Ci siamo rotte le scatole di questo modo di vedere l'amministrazione locale. Se da un lato in tanti sostengono il sindaco di Messina manifestandogli solidarietà dopo la denuncia per vilipendio, c'è anche chi esprime soddisfazione alla notizia. Tra questi Legambiente Sicilia attraverso una nota del suo presidente Gianfranco Zanna. Apprendiamo con enorme soddisfazione che il ministro dell'Interno, si legge nella nota, ha denunciato per vilipendio il sindaco di Messina che con le sue pagliacciate ci ha fatto tutti vergognare di essere siciliani. In un momento di enorme difficoltà per il Paese e in particolare per quelle regioni che, come la nostra, non hanno un serio, strutturato e adeguato sistema sanitario che difficilmente potrebbe reggere un'epidemia delle stesse proporzioni di alcune zone del nord Italia, c'è bisogno, scrive Gianfranco Zanna, di serietà e responsabilità, dati che purtroppo mancano, continua il presidente di Legambiente Sicilia, al sindaco di Messina, che cerca soltanto di farsi propaganda elettorale urlando e sbraitando, non tenendo conto delle tragedie e delle difficoltà di quei siciliani bloccati per giorni in Calabria e costretti a tornare in Sicilia. Dobbiamo restare tutti umani anche e soprattutto in questi delicatissimi momenti. Da isolare, conclude il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna, c'è solo qualche buffone. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video che abbiamo selezionato per voi. A presto. Appena finisce la quarantena compro un mazzo di fiori, vado sotto casa sua e le dico tutto quello che le devo dire. E mi porto pure una bottiglia di vino. Non voglio ricominciare a vivere da dove mi sono fermata, ma voglio ricominciare da capo con la consapevolezza che bisogna apprezzare le piccole cose perché sono le più importanti. Le cose semplici della vita sono sempre le più belle, e soprattutto se condivise con le persone che ami. Riabbraccerò tutte le persone a cui tengo, mia mamma, mio babbo, le mie migliori amiche, gli darò un grande abbraccio e cercherò ogni giorno di far capire il valore che hanno nella mia vita. Correrò da lui e lo abbraccerò fortissimo. Subito dopo sta quarantena esco di casa e non rientro più per altri 3 mesi. Io vorrei abbracciare tanto i miei genitori, dato che vivo fuori, vivo al nord, e grazie a questa quarantena, fra virgolette, ho capito il valore delle piccole cose. La prima cosa che faccio, vado a prendere il mio fidanzato
andiamo in agenzia viaggi. Il primo volo diretto per andare in qualsiasi parte del mondo, il primo che parte, quello prendiamo. Quando finirà questa quarantena andrò a mangiare la pizza nel mio locale preferito. Mi farò una passeggiata a piedi nudi sulla spiaggia. Vado a mangiare sushi in riva al mare. Quando finirà la quarantena voglio affondare in una donna. Finita la quarantena me ne andrò in Liguria a trovare mio babbo, che è solo da parecchi mesi, non lo vedo da un po' e per un po' non lo vedrò, quindi sicuramente andrò da lui. Andrò a ballare in piazza, farò una mega festa e abbraccerò tutti. Farò il possibile per vedere il mio ragazzo che è in Inghilterra e io sono in Italia. Se prima era difficile vedersi, ora è praticamente impossibile. Appena finirà tutto questo ci organizzeremo e la prima cosa che farò sarà dirgli che lo amo e andarlo ad abbracciare. Tornerò a portare avanti i miei progetti con più fame di prima. Niente, prenderei e abbraccerei anche gli sconosciuti, te lo giuro, perché comunque la quarantena mi ha fatto riflettere tanto in determinate cose, quindi io voglio stare fuori. Io voglio uscire, raga, fuori. Uscirò e abbraccerò tutti uno a uno, stretti, forti. Forza Bergamo, non molliamo, dai. Ricomincerò a vivere, cazzo, ricomincerò a vivere! Mi sono allontanata da casa perché sono un operatore sociosanitario. Quando tutto sarà finito, tornerò da mio marito e dal mio bambino di 2 anni. Sono 15 giorni che non li vedo. Qualunque cosa si farà sarà una novità, non sarà più routine, sarà bellissimo stringere la mano ad uno sconosciuto, abbracciare un parente anche solo andarlo a trovare e parlare con un vicino, quindi spero che arrivi presto quel momento. Andrò dai miei parenti e raggiungerò la mia migliore amica perché mi manca un sacco. E finalmente libertà, speriamo finisca presto. Appena finisce la quarantena vado dal mio ex ragazzo e gli dico che non sono riuscita a stare questi giorni senza di lui, figurati una vita intera, e che mi manca. Penso che la prima cosa che farò una volta finita la quarantena sarà correre dai miei amici, abbracciarli, farli capire quanto mi sono mancati in questo periodo e soprattutto fermarmi a guardare i volti della gente attorno a me, vedere la loro felicità e la loro spensieratezza nel sapere che tutto sia tornato alla normalità.